Questo pomeriggio, prima a Meolo e poi a Portoguaro, affideremo i lavori di questo tratto importante, quindi si conferma che la scelta che è stata fatta dalle due regioni, Veneto e Friuli Venezia Giulia, di chiedere al governo Berlusconi il commissariamento per questa opera è una scelta che sta producendo i risultati. Il 12 di dicembre noi consegneremo in provincia di Gorizia il quinto strato della terza corsia, quinto in termini geografici perché è l'ultimo verso l'est, che è la Villesse Gorizia. Oggi facciamo l'affidamento del primo, la commissione è già al lavoro sul secondo, quindi insomma stiamo andando avanti, è una bella cosa. Ricordo che si tratta complessivamente di opere che superano i 2 miliardi di euro, che vengono finanziati interamente nel piano finanziario di Autovie Venete. Quindi è bene che si sappia, i cittadini non del Veneto e del Friuli, ma soprattutto gli altri, che quando parliamo di specialità, parliamo di capacità del nord-est di essere propositivo, queste cose le facciamo noi. Il passante ci insegna innanzitutto che quando si vuole si può fare, che col commissariamento le cose procedono velocemente e che si possono fare ancora opere pubbliche in questo Paese di rilevanza nazionale. È ancora troppo presto per capire se tutto è andato bene, ma mi pare proprio di sì, e certamente faremo tesoro di questa esperienza anche nei passaggi successivi, ma stiamo lavorando un pezzo alla volta. Ricordo che la terza corsia di fatto prevede 5 lotti, di cui uno va, ripeto, all'operatività, si apre il cantiere fra poche settimane, uno viene affidato oggi e avanti così insomma.